Pronti? 1, 2, 3. È buono il primo segnale con tentativo di Bob Logan di assumere il comando, Sympathy Trio all'esterno, ma anche Today Winner Font veloce. Numero 8 Amarcord Matto squalificato. In vantaggio Sympathy Trio che intanto l'errore di Bob Logan e in seconda Numero posizione si sistema così Bob Today Winner Logan Font davanti a Viostella. Queste le prime posizioni, ma intanto c'è all'esterno la progressione veloce di Zilla Font che va a sistemarsi in terza posizione superando proprio Aviostella. Al largo invece rimane Stricker all'esterno con in schiena Verace Chi. Tanto completati i primi 500 metri di gara. In vantaggio è Sympathy Trio con VP dell'Annunziata che va a completare in 46 i primi 600 di gara, che è una misura svelta considerando la partenza da fermo. In seconda posizione si mantiene Today Winner Font davanti a Zilla Font e 800 metri iniziali in 1:1:6. E ora si affronta la piegata che porta al completamento del primo chilometro con Sympathy Trio sempre leader nei confronti di Today Winner Font, Aviostella che ha mosso all'esterno in anticipo. Sul resto del gruppo Stricker in seconda pariglia esterna. Poi vediamo ancora Verace Chi e il tentativo di Zitrunas in terza ruota. Siamo a un giro dalla conclusione con Sympathy Trio che accelera, Aviostella qualche difficoltà meccanica. In seconda posizione si mantiene Today Winner Font davanti a Zilla Font, l'errore numero di 2 Aviostella squalificato. E così a 500 dal palo è sempre Sympathy Trio a trascinarsi il gruppo condotto da Today Winner Font, Zilla Font che accenna a spostare, 400 alla conclusione. In vantaggio è sempre Sympathy Trio che allunga, intanto Zilla Font si lancia su Today Winner Font che appare un po' in calo sulla curva conclusiva, mentre Sympathy allunga. Sympathy Trio prende netto margine di vantaggio all'ingresso in retta d'arrivo, ultimi 120 metri di gara con Sympathy Trio che ha 3 lunghezze di margine da conservare nel finale. Sympathy Trio viene a vincere, mentre per il secondo all'interno sprinta bene il numero 9 Carastella, che probabilmente ha ragione dei rivali Today Winner Font e gli altri. Andiamo a rivedere l'arrivo che è molto stretto. Per il secondo posto dovrebbe essere comunque Carastella. La vittoria invece non sfugge a Sympathy Trio in percorso di testa, VP dell'Annunziata porta al successo Sympathy Trio e vediamo per conto di Franco Baldini, vediamo la lotta per il secondo, si vede emergere sicuramente il numero 9 di Carastella davanti al numero 5 Today Winner Font, poi dovrebbe essere Zilla Font al quarto posto. Rivediamo le immagini con il primo piano per stabilire l'esatto ordine d'arrivo, il primo piano di Sympathy Trio e VP dell'Annunziata per conto di Franco Baldini. Il secondo posto è del numero 9, al terzo il numero 5, al quarto il numero 10, non riusciamo a capire chi sia il quinto.